E stiamo parlando di eccellenze venete, non solo gastronomiche, enogastronomiche. Abbiamo con noi un'imprenditrice locale che punta anche all'estero e lo fa anche attraverso l'Expo. Qual è l'iniziativa in questo caso? Qual è l'apertura che fate verso il pubblico italiano e non nei vostri laboratori? Buonasera a tutti. Intanto l'azienda anche. Certo, allora l'azienda è il calzaturificio Paul, che è nato nel 1967 e oggi produce calzature per il ballo, la cerimonia e il teatro. Certo. E, Un'apertura dei vostri laboratori, dicevate, mi diceva prima durante la pubblicità. sì, abbiamo aderito al portale di Expo Veneto e quindi abbiamo deciso, diciamo, di ospitare le persone che aderiranno a questo portale, invitandole presso la nostra sede, presso il nostro stabilimento produttivo e permettendo loro di assistere al processo produttivo e alla realizzazione delle calzature. In particolare ai primi due che si iscriveranno nella giornata dell'evento, che si svolgerà ogni martedì, quindi dall'1 di maggio al 31 di ottobre, ogni martedì. I primi due ad iscriversi avranno anche il diritto di poter personalizzare delle proprie calzature e assistere alla loro produzione live e quindi portare a casa un prodotto visto produrre in quel giorno. Quanto è importante una vetrina come Expo dove si parla di alimentazione, però come si collega poi una calzatura che è appunto un'opera, se vogliamo, anche, che nasce da una tradizione poi familiare, perché la vostra azienda Certo. appunto risale a quelli che sono i genitori, un'iniziativa di tempo. Sì, beh, Expo affronta anche il tema della salute. Per noi il ballo è salute, come anche l'evento e anche il piacere stesso di vedere un prodotto realizzato in questi termini, con questa cura, con questa manualità. Quindi è una forma d'arte e quindi io credo che anche l'arte sia un piacere che vada portato avanti e faccia parte del nostro benessere. Certo, Expo Veneto, un portale, come è stato coniugare quindi diverse cose così differenti, però che abbiano un filo conduttore poi di bellezza, un po' che le abbia unite un po' tutte insieme? Beh, in effetti quello che noi abbiamo fatto è proprio quello di esplodere un po' i macro temi dell'Expo, quindi nutrire il pianeta, energia e vita, dando per ognuno di questi delle connotazioni un po' diverse, nel senso che il calzaturificio Paul, che anche se non ha a che fare direttamente con quello che può essere l'alimentazione, come abbiamo detto all'inizio, per noi l'Expo è stato un inizio per poter parlare del sistema veneto e per poter collegare anche quello che può essere, che so, la bellezza piuttosto che l'arte, che anche questo fa parte della vita. Quindi quando si parla di energia per vita intendiamo anche quello che può essere il benessere, può essere la bellezza e la voglia, diciamo, di stare assieme, perché non è semplicemente l'alimentazione, la vita e quindi tutti quanti i vari nutrire, pianeta, energia. Chissà che sia energia e vita anche per le imprese. Prima sentivamo Giorgio appunto che rappresentava una difficoltà immane che si scorda, Presidente, Professor Casen, spesso e appunto con una normativa stringente che non permette di crescere, quando oggi c'è invece bisogno di nuove iniziative dove le forze e il mercato ci potrebbe essere, viene bloccato poi dalla burocrazia che non permette magari all'imprenditore che produce di esportare un prodotto perché cavilli, incongruenze di enti che non dialogano mai tra di loro. Ma non è che non dialogano, non vogliono dialogare e lo Stato dovrebbe una volta all'anno dimenticarsi di noi. Faccio un esempio del mio settore. In un momento di deregulation dell'Italia, parliamo del 1976, nasceva dall'invasione delle televisioni estere in Italia, quindi televisione svizzera, televisione Monte Carlo, televisione Capodistria, si è liberalizzato così, spontaneamente l'etere. Sono nate 1000 aziende, dico 1000, perché lo Stato ha avuto una défaillance. 1000 aziende, dove calcolate che per far funzionare una televisione piccolissima ci vogliono almeno 4 persone. Manco la Fiat ne aveva tanti. Di eccellenza, sono cresciuti tecnici, sono cresciuti operatori, sono cresciuti registi che sono andati a finire poi a Mediaset, in Rai. Noi abbiamo dei nostri dipendenti che lavorano attualmente in Australia e in Canada e vengono chiamati ingegneri, non so se mi spiego, ma non sono ingegneri,
sono persone che sono cresciute qui dentro e hanno imparato. Allora, parliamo che a quell'epoca ci sono state 80.000 di fatto dipendenti. Lo Stato si è svegliato improvvisamente. 1990 ha incominciato, ha detto, ma ci sono le televisioni private, dobbiamo fare la normativa. Le ha distrutte tutte, a vantaggio di uno solo, che era quello che menava il mestolo, no? Che si è fatto 127 canali televisivi, perché voi non lo sapete, ha monopolizzato l'etere, e quelle emittenti regionali venete non ci sono più canali. Lui li ha, ma non li usa. Questo è determinante. Allora, lo Stato, questo Stato che viene, come si dice, queste invasioni barbariche di taluni e questo tipo di attenzione dello Stato nel vessare gli imprenditori deve cessare. Perlomeno dimenticate che ci siamo, perché da soli risolviamo tutto. Perché quello che sta facendo il signore sui Colli Ugani, piuttosto che ciascuno di voi, non è che fate niente di male, fate tutto perfettamente. Io porto l'esempio del lardo di Colonnata. La Comunità Europea ha detto non si può fare perché è fuori di qualsiasi regola, perché è negativo, è tossico, tutto quello. Poi se lo mangiano da 2000 anni è il lardo che viene conservato nel marmo di Colonnata. E poi sono andati a analizzare, hanno scoperto che invece era tutto normale, anzi è eccellenza, e l'hanno assolto. Non so se mi spiego. Attenzione, la Comunità Europea non è tanto meglio, perché lì di topolini che rosicchiano e non se ne accorge nessuno perché mancano i controlli. Se in Italia i controlli non ci sono, anzi i controlli sono il contrario dell'efficienza delle nostre aziende, in Europa l'attività di divorare tutto quello che arriva è totale. Oggi pomeriggio abbiamo fatto una trasmissione che andrà in onda domani, per ovvi motivi, domani è il 1° maggio, e ci risparmiamo questa trasmissione. Ci anticipa qualcosa? Sì, allora si parlava, esolo dal contesto, dei trasporti, no? Allora ci sono delle aziende che possono, con i soldi europei, costruire delle aziende in Romania, praticamente con i camion gratis. Un'auto in Romania paga 150 euro di assicurazione perché non sono onesti, ma insomma qualcosa imbrogliano, no? Noi paghiamo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro per le tasse, per le assicurazioni, perché sono protette dallo Stato. Allora, fate conto, un operaio in Romania, se costa 200 euro, è un super specializzato, come fa un'azienda italiana di trasporto, fa concorrenza a loro. E piazzano le aziende in Italia e fanno trasporto. Allora, questo non possiamo andare avanti in questa maniera. Dobbiamo tutelarci. L'Europa è una bellissima cosa, però manca di controllo. Dobbiamo andarla a controllare, perché se no succedono le cose che diceva lui prima. Cioè io devo chiedere all'Europa se posso fare il vino fatto così piuttosto che colà, che manco capiscono. E in Europa non abbiamo competenti. I nostri rappresentanti italiani vanno lì per prendere lo stipendio, ma la maggior parte di questi non sanno nemmeno cosa vanno a fare. Allora bisogna che, il movimento deve venire dal basso, non possiamo aspettare che arrivi il profeta che ci racconta come Maometto, come tutti gli altri, che ci risolve i problemi. Nell'indole veneta c'è questo movimento che parte dal basso nel rimboccarsi le maniche, potrebbe partire proprio da lì. Purché lo spazio, perlomeno nella nostra emittente c'è, purché si cambino le cose, perché potenzialmente non c'è la crisi. La crisi la creiamo con tutta questa serie di difficoltà. Nicoli, non c'è la crisi? La creiamo con queste difficoltà? No, ma sono d'accordo con
Professor Caser. Professor Caser, che lo Stato quando interviene poi con norme e regolamenti tende a imbrigliare l'inventiva, l'iniziativa. Un'impresa è frutto dell'inventiva di un imprenditore. Se noi la normiamo troppo, la imbrigliamo e impediamo che questa si sviluppi, che questa possa trovare nuovi spazi. Uno Stato che è diventato ipertrofico avrebbe bisogno di essere smontato e ricostruito più piccolo dal mio punto di vista. L'agricoltura ne è una delle vittime principali, abbiamo norme che ci arrivano da tutti i livelli, l'esempio che ha avuto anche grande successo, un libro che denunciava le norme assurde della Comunità Europea che andava a normare la lunghezza dei cetrioli piuttosto che il diametro delle zucchine. Cetrioli? Sì, assolutamente sì. Perché non la so questa. Assolutamente sì, c'è un libro famoso di Mario Giordano che fa tutta una serie di questi casi assolutamente anomali, insomma, di come la Comunità Europea abbia voluto entrare in dettagli che non sarebbero evidentemente di sua competenza. E lo Stato italiano poi ci aggiunge molto del suo. Quindi sono pienamente d'accordo con il professor Caser. E con questo abbiamo trattato un po' tanti temi questa sera, siamo partiti da Expo Veneto, abbiamo parlato di eccellenze locali, sono tantissime nei settori più diversi, abbiamo parlato anche di un'attenzione a non inquinare, altrimenti le nostre eccellenze poi non sono più commestibili, non sono più eccellenze. Abbiamo parlato di un chilometro zero, di un'importanza del seguire la filiera, abbiamo parlato di un Expo Veneto, abbiamo parlato di Venezia, di un'attenzione all'acqua e di tutto quello che sarà un panorama locale legato al nostro territorio per i prossimi mesi, un'agenda che potremo seguire online attraverso dei siti importanti, burocrazia che affatica le imprese, dove imprese invece potrebbero dialogare con l'estero, proporre i propri prodotti, parlare di un turismo enogastronomico, un nuovo turismo oggi importante. Quindi sono tanti i temi che abbiamo cercato di percorrere. Io vedo il pubblico, mi fanno cenno, vogliono intervenire, io le do la parola e poi vi saluto in questo senso, impegnandoci sin d'ora ad avere dei nuovi appuntamenti il giovedì sera o in altre occasioni qui nel gruppo TV7 per affrontare, magari dedicare una puntata ad ognuno di questi temi, perché sono tutti temi importanti di cui è giusto parlare, perché il nostro territorio, la nostra economia è un'economia che parte dal basso, deve ripartire dal basso e riappropriarsi forse anche della politica. Prego. Sì, io sono Roberto Marinello. Chiudere la trasmissione. Sì, prego, Roberto. Grazie. Avremmo voluto portare anche noi, dico voluto che siamo in alcuni qui, un prodotto della terra, ma non ci sarebbe passato. Ma io le dico un'altra volta. Un grande albero volevamo portare, che non a caso forse Expo ha scelto tra i suoi simboli per la vita, perché portando un po' la realtà della città, nelle grandi città ormai viviamo in isole di calore e sempre più difficile è in qualche modo poter vedere qualcosa di bello, quindi volevamo noi proprio spezzare una lancia in favore dei grandi alberi, che ci sembra in questo momento molte amministrazioni comunali vedono più come un fastidio, come una spesa, come un arredo urbano, mentre noi pensiamo che sia un bene molto importante. Mi rendo conto che forse esco un po' dal tema, ma da cittadino, diciamo così, un prodotto della terra come gli alberi volevamo portarlo avanti. Inutile che diciamo, e ho finito, che per esempio un albero riesce di grandi dimensioni più o meno abbassa le temperature quanto 20 condizionatori d'aria. Credo che questo ci potrebbe già far riflettere sulla quantità di energia che potremmo risparmiare. Grazie dell'intervento, grazie al pubblico che ci ha seguito da casa e ci ha seguito in studio. Ogni giovedì siete protagonisti voi, grazie agli ospiti siete intervenuti tutti quanti. Buonasera e vi aspettiamo giovedì prossimo sempre con iReporter Sera. Buonasera.